Un blitz dei carabinieri scattato all'alba ha messo fine all'attività di un centro nevralgico dello spaccio di droga in città. 7 gli uomini di origine nigeriana che sono stati arrestati colti in flagranza all'interno di questo condominio in via Tornieri nel quartiere di San Pio X. A mettere gli uomini dell'arma sulle tracce degli spacciatori anche le testimonianze dei cittadini. A seguito di alcune segnalazioni di cittadini esasperati, l'intervento dei carabinieri in forze ha messo fine a quella che era una centrale dello spaccio. Per smantellare questa centrale dello spaccio che rifornirebbe non solo il quartiere ma anche altri poli cittadini come Campo Marzo è stato necessario intervenire in forze per circondare l'isolato. Non solo la compagnia di Vicenza a partecipare, anche gli uomini delle stazioni di Camisano, Campiglia dei Berici, Sossano e Torre di Quartesolo, coadiuvati dall'unità cinofila antidroga di Torreglia. Poco dopo le 5 i carabinieri hanno fatto irruzione in 2 appartamenti, sequestrati 175 grammi di cocaina ed eroina, già confezionati in oltre 100 dosi, parte in sasso e altre in ovuli, 3 grammi di marijuana, materiale di confezionamento, bilancini di precisione e la somma di quasi 42.000 euro in contanti, considerata provento dello spaccio. Abbiamo trovato un quantitativo importante di sostanze stupefacenti e dei soldi, quindi provento dell'attività di spaccio. Segnalazioni dei cittadini quali erano? Cosa si lamentavano? Un via vai continuo dalla mattina alla sera di persone che entravano in quei 2 appartamenti. Una situazione che trova conferme nelle dichiarazioni dei residenti più coraggiosi del quartiere, che ci hanno testimoniato la loro insofferenza. Via qua e anche in via Corbetta in fondo è. E cosa vede? Il movimento di che cosa? Di tutto, gli spaccia, i porta via. In garage 4 biciclette, non vi dico altro. Specialmente gli anziani che devono aver paura perché ti danno uno spintone, ti buttano per terra. Deve controllare un po' di persone a sera che passano vigili o non lo so, carabinieri e così. Penso che dopo non succedano queste tutte cose. Soprattutto la sera che si vede, ecco, lo dico lei. Sì, anche a sera, anche il giorno vanno anche matti con le macchine, con tutto casino, dai. Segnale, ma il segnale sarebbe da chiuderli dentro. Quello sarebbe un bel segnale perché rivederli in giro domani, dopodomani o sulla città più in là. Merito alle forze dell'ordine e al governo che dovrebbero cambiare le leggi.